che dire, il calcio è anche questo, no? Io penso che questi slogan che noi inseriamo all'interno del programma servono per far capire che il gioco del calcio è la cosa più bella del mondo, e mi fa piacere che a Catania abbiamo insomma una piccola rappresentanza della scuola Real Catania. Io dico sempre viva la sportività. Viva la sportività, soprattutto dopo tutto quello che è successo questa settimana insomma in Olanda, stendiamo un velo pietoso, infatti volutamente abbiamo fatto una campagna dedicata al razzismo che bisogna assolutamente combattere. Allora, campionato adesso di eccellenza, lo facciamo subito con Sabina che deve leggerci i risultati di questa giornata. Devo dire che questo è il compito più difficile. Ma no, dai. Al contrario, vabbè. No, non può essere, non può essere. Allora, vediamo giornata di ritorno, sì, 1 marzo, vai con i risultati. Girone A, Mazzara Ribera 2-1, San Cataldese Camart 3-0, Atletico Campofranco Monreale 2-1, Pro Favara Mussomeli 0-0, Alcamo Paceco 0-0, Parmon Val Riviera Marmi 1 pari, San Giovanni Gemini Serra di Falco 4-0, Dattilo Noir Marsala 1 pari. Benissimo, allora a questo punto diamo anche lettura della classifica, da notare che il Marsala, insomma, anche se pur pareggiando con la Dattilo, continua ad essere sempre la squadra leader, ma guardiamo la classifica al completo insieme a Sabina. Benissimo, veniamo a leggere la classifica. Marsala 50 punti, San Cataldese 43, ancora 42 punti il Mazzara, Mussomeli e Pro Favara 40, Parmon Val 39, Atletico Campofranco 37, Ribera 36, Dattilo Noir 34, San Giovanni Gemini 33, Riviera Marmi 32, Paceco 31, a 30 punti il Camarat, giusto, Alcamo 29, sì. Serra di Falco 15, Monreale 1. Allora mi avvicino qui a Peppe per dire che comunque Marsala ormai tra la vittoria di Coppa e altro insomma, ha avuto il vantaggio da 9 a 7 punti, è diminuito, ma non penso che questo possa mettere in discussione la leadership. Ci fai un piccolo sunto di questo girone, perché se non sbaglio tra non molto dovremmo avere anche il collegamento con il mister del Favara. Sì, dunque allora come dicevamo per il discorso promozione c'è poco da dire, perché il Marsala ormai è andato via 7 punti sulla San Cataldese, anche se oggi ne ha recuperati 2 la formazione di San Cataldo, ma poco incide. È apertissima invece la lotta per quanto riguarda la zona playoff, dai 43 punti della San Cataldese ai 37 dell'Atletico Campofranco. Queste formazioni Mazzara, Mussomeli, Pro Favara, Parmonval, oltre a quelle due, si giocheranno il posto nei playoff. Volevo sottolineare una nota di merito al Monreale. Che cosa ha fatto? Ha perso 2-1 con l'Atletico Campofranco, però dopo aver perso 7-0, 9-0, 8-0, che sportività, nonostante abbiano un solo punto in classifica, oggi hanno reso la vita difficile a una squadra che sta lottando per i playoff come l'Atletico Campofranco. Il calcio è anche hanno perso 2-1, quindi per loro è come una vittoria. È vero. Abbiamo al telefono adesso il mister del Pro Favara, mister Gaetano Longo. Mister, mi ascolta? Sì, buonasera a tutti. Buonasera mister. Allora, pareggio contro il Mussomeli, quindi uno scontro che è finito in parità. Com'è andata la partita e soprattutto, insomma, dopo questo risultato continuate ad essere vogliosi di andarvi a giocare tutto quantomeno nei playoff? Sì, noi abbiamo 40 punti, tu devi valutare che noi abbiamo anche una partita in meno, perché recuperiamo mercoledì la partita con il Serra di Falco. Perciò per noi questa di oggi era una partita importante, perché vincendo questa partita qua ci saremmo proiettati chiaramente verso il secondo posto, però abbiamo pareggiato, abbiamo incontrato una buona squadra e penso che il risultato alla fine sia giusto, anche se rimane il rammarico perché abbiamo avuto qualche occasione importante per vincerla. Senta mister, ma io credo che all'inizio della stagione l'obiettivo era quello comunque di lottare per il passaggio di categoria. Ne parlavamo poc'anzi fuori diretta con Peppe, questo Pro Favara comunque ha tutte le credenziali per giocarsi alla grande la stagione. Sì, ma noi, i nostri obiettivi iniziali erano di fare un campionato e raggiungere il prima possibile la salvezza, perché siamo partiti completamente in ritardo, a differenza dell'anno scorso, dove la società aveva allestito sulla carta una squadra per vincere il campionato. Quest'anno l'obiettivo principale era è la salvezza, infatti noi il nostro piccolo campionato già l'abbiamo vinto, perché raggiungendo i 43 punti per noi è come se abbiamo vinto il campionato. Siamo stati insieme forse alla San Cataldese la sorpresa del campionato, un campionato dove penso che il Marsala sia destinato a vincerlo tranquillamente e dove 5 squadre si giocheranno i 4 posti per i playoff. Abbiamo perso il collegamento? Vabbè, comunque no. ci sia. Sì, mi sente mister?
Mi sente? Sì, ti sento, Perfetto. Sì, ti sento. Allora, mister, adesso per chiudere una battuta insieme a Peppe. Peppe, che ne pensi di questa squadra? Perché credo che comunque veramente tecnicamente sia una squadra assolutamente di categoria. Chiaramente ha giocatori che potrebbero tranquillamente giocare in categorie superiori, però volevo chiedere al mister, oggi possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, perché nonostante il pareggio in questo scontro diretto, chi sta dietro, e mi riferisco alla Parmonval, non ha fatto di meglio pareggiando con Riviera Marmi e quindi è rimasta ancora dietro, no? Sì, ma noi pensiamo che per noi è un campionato di 6 partite, un mini campionato di 6 partite, chiaramente 3 partite in casa e 3 fuori. Oggi abbiamo avuto la prima partita in casa e abbiamo fatto un punto, ora dobbiamo cercare chiaramente di recuperare qualche situazione fuori casa. Mentre domenica scorsa siamo stati bravi ad andare a vincere 4-1 a Camarata su un campo difficile, ora speriamo di fare il risultato domenica con il Riviera Marmi. Benissimo, mister, allora noi le auguriamo un in bocca al lupo, speriamo magari di averlo ospite prossimamente qui nei nostri studi, complimenti per la straordinaria stagione, insomma Favara è un centro importante, anzi parlavamo di Leonforte, parlavamo di Due Torri, Gliaca di Due Torri, di Gliaca, ma insomma Favara nell'Agrigentino è seconda soltanto ad Agrigento, quindi si vive anche l'entusiasmo di un possibile momento positivo delle società agrigentine. Sì, noi abbiamo fatto anche l'interregionale per 3 anni a Favara, sì. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto poi 3 anni di interregionale, un centro ricordo. Un centro che calcisticamente molto diciamo evoluto. Io vi ringrazio per i complimenti, vi faccio i complimenti per la trasmissione a voi. Grazie, gentilissimo mister. Grazie, buon lavoro e alle prossime. Grazie. Allora, per chiudere questo girone, velocissimamente 30 secondi li voglio dedicare a tutti i nostri ospiti. Iniziamo con il presidente. Favara è un centro importante, ma Ragusa non è insomma da meno. Ragusa ha avuto dei momenti migliori. Ma d'altra parte insomma non è che è sempre positiva. Sì, è un periodo in cui magari le cose non sono andate per il verso giusto. Dall'anno scorso il Ragusa era stato escluso dai campionati. E quindi insomma è stato... Quindi già era un punto bassissimo della nostra, diciamo, sport, del nostro calcio. Purtroppo tutta la provincia, Presidente, sta vivendo il peggiore momento in assoluto nella storia. Abbiamo il Modica e il Vittoria, sì, ma che sono un po', ecco... La provincia di Ragusa credo sia tra le 9 siciliane la più indietro. In questo momento sta soffrendo. Però ecco, in questo momento io vorrei dire una cosa importante. Sì, che intanto, sono scaduti 30 secondi. No, sto scherzando, vada. Riprendo di nuovo. Sì. Ecco, noi oggi siamo contentissimi per aver vinto il campionato di promozione. Ma la vostra è una parentesi che noi apriremo dopo, perché abbiamo regalato tanto spazio al New Team Ragusa. Grazie Presidente. Bene. Mentre invece con mister D'Antoni, poc'anzi parlavamo di Agrigento, indubbiamente la spinta di una società importante come l'Agragas poi si tira a braccio tutte le altre, sì, no? Assolutamente sì, il momento negativo positivo dell'Agrigentino e negativo del Ragusano sicuramente devono farci comprendere qual è la strada giusta per arrivare. Il momento negativo ragusano io non lo vedo in maniera totalmente negativa, perché è ottimista. Io sono sempre ottimista, perché dai momenti negativi si trova la forza effettivamente di riprendere. C'era un iter un pochettino brutto, diciamo. Invece a Catania io faccio una domanda a mister Marletta, perché insomma si parla tanto di Agrigento, ma l'anno scorso il Messinese, la provincia messinese ha regalato grandi momenti di gioia, no? La vittoria anche della Tiger Broro del campionato d'eccellenza. Adesso sta venendo fuori Agrigento, ma Catania soffre. Renato. Ma la prima squadra ne è un esempio purtroppo negativo, perché stante i risultati, non ultimo l'esonero di Ventrone, evidentemente fa da capostipite. Ricordo il mister Bianco che è Catania, si può dire, e anche le altre soffrono, ma soprattutto soffrono perché le strutture sono rimaste a quelle di tanti anni fa, per cui non c'è possibilità di fare degli investimenti. Io mi meraviglio come mai nel Ragusano, che credo che sia la provincia più ricca, più importante dell'Interland siciliano, ci sia questa sofferenza. Dovrebbe evidentemente far riflettere, perché come diceva poco fa il Presidente, secondo me l'unica via d'uscita in questo contesto potrebbe essere la cultura dell'associazionismo, perché imprenditori, sponsor non ce ne sono più, allora bisogna avere un nucleo di persone che possono fare dei sacrifici
e mettere insieme quel po' che può soddisfare le esigenze di un campionato. Tra le altre cose, è una cosa negativa che sta veleggiando in questi campionati è il fatto che tutti sono bravi a promettere e pochi sono bravi a mantenere. Perché diciamolo... Credo che sia una cultura che va sicuramente sfatata, perché farebbero bene i presidenti e un po' tutti gli addetti ai lavori a promettere quello che si può mantenere, perché pensare di sopravvivere con il calcio è improbabile. Impossibile. I numeri non ci servono più. È vero. Dico, io faccio riferimento al Parma, non vorrei che il calcio siciliano, per quanto riguarda l'aspetto dilettantistico, possa soffrire di questi momenti negativi. Speriamo di no Renato, perché poi viviamo anche di questo calcio minore, tra virgolette, che spesso e volentieri però è troppo innalzato da personaggi che, come hai detto bene tu, promettono e poi non mantengono. Nel caso Massimo ne sa qualcosa, no? Insomma, lui è stato anche tra i professionisti quando era, tra virgolette, giovane, lui è stato un portiere importante nell'ambito professionistico, insomma una bella esperienza da ciriale, ma poi alla fine le squadre le debbono fare i presidenti con i propri budget personali, non penso che debbono per forza affidarsi solo ed esclusivamente alle amministrazioni o agli sponsor, qualche cosa dal proprio portafoglio secondo me ogni tanto i presidenti dovrebbero metterla. Che dici Massimo? È un grande peccato, certo lei mister mi ricorda gli anni belli, giusto, cose che sicuramente ormai fanno parte semplicemente al passato. Ci lega una bella esperienza, Lentini. L'ultima diciamo, cosa a morire, però rispetto a tanti anni fa credo che sia cambiato radicalmente il mondo del calcio, non ci sia più quella persona onesta, come diceva prima il direttore Marletta, in grado di essere quantomeno sincero, cioè promettere quello che si può senza più andare oltre. Purtroppo oggi il calcio soffre di questo di qua, di magari venire a mancare di quelle persone sincere che possono fare calcio, non dico a livello professionistico, ma a livello normale, promettendo quello che si può, dando serenità e tranquillità a tutto l'ambiente e credo che oggi questo sia la cosa fondamentale. È vero, giusta questa cosa Massimo. Succede che spesso e volentieri i presidenti promettono e poi non mantengono. Allora, per quanto riguarda l'amministrazione, una volta arrivavano contributi a pioggia da regione, a quantità esagerata, comune, eccetera, eccetera. Vabbè, ne abbiamo approfittato, ne abbiamo come mondo calcistico, ne abbiamo approfittato tutti, però oggi se un comune ti aiuta bene, ma è un surplus, non è, nulla è dovuto. Bravo. Cioè, il comune non deve aiutare la squadra di calcio, se può che ben venga. Mette i servizi soprattutto. Come può, ma non si deve pretendere dal comune l'aiuto. Zero. Sai che Sabina è diventata molto brava? Nel giro di un paio di minuti già legge... Sai che già ho capito che deve rimandare la pubblicità? No, dobbiamo andare adesso, hai visto? Non hai letto la scaletta. No, sto andando a braccio. Va bene, no, adesso noi dobbiamo parlare del girone B del campionato. Dobbiamo leggere nuovamente i risultati. Di eccellenza, bene, sì. Io sono prontissima per leggere il campionato di eccellenza. Girone girone B, attenzione, non confondiamoci col girone A. Allora, perfetto, cominciamo subito con Igea Virtus Castelbuonese 2-0, Città di Messina, Città di Rosolini 3-2, Città di Siracusa, Città di Vittoria 5-0, Paternò Giarre 1-0, però. Disso di parte. Città di Scordia Sporting Viagrande 4-0, Modica Milazzo 0-0, Catania San Pio 10º, Taormina 1-0. Benissimo, avete già capito che insomma le due squadre più importanti di questo girone hanno vinto, c'è stato anche il commento extrapersonale di Sabina, però è simpatico perché ci vediamo. Ci leggi la classifica? Sì, leggiamo velocemente la classifica. Allora, Siracusa 52 punti, ancora 48 Città di Scordia, Milazzo 42, Castelbuonese e Acireale 36 punti, Igea Virtus 35, Sporting Viagrande 34, Catania San Pio X 33, Vittoria, Giarre, Paternò a 26 punti Città di Messina 25, Modica 24, Città di Rosolini 19, Taormina 10. Benissimo, e allora a questo punto oggi sei stato inviato a Modica per vedere questa partita che è finita 0-0 contro il Milazzo, una bella squadra. Ci vediamo il servizio e poi magari lo commentiamo? Certo. Perfetto, allora vediamoci il servizio di Peppe Aragona sull'incontro Modica-Milazzo.
Finisce 0-0 tra Modica e Milazzo, con i padroni di casa che recriminano per alcune occasioni da gol sprecate malamente. Onore però a chi è scese in campo. Guardiamo quindi il bicchiere mezzo pieno, visto che fino a sabato sera non c'era traccia di calciatori e la Juniores era stata precettata per giocare. Con 2 settimane alle spalle di quasi inattività e 1000 problemi economici, strappare un punto alla terza in classifica rischiando di vincere è un grande risultato. Unica assente nel Modica Ignazio Panatteri, per il resto tutti in campo gli scioperanti dell'ultima ora. Prima emozione al 21esimo, cross di Costa, inzuccata di Danna, palla in rete, ma tutto vanificato dalla bandierina del guardaline che vede la posizione di fuorigioco del Mamertino. 34esimo, Felicetti dalla sua mattonella prova a sorprendere Di Dio sul suo palo, ma la palla finisce di poco alta. Il Modica ci crede e preme sull'acceleratore. 2 minuti di fuoco tra il 41esimo e il 43esimo. Ocolie calcia su Di Dio in uscita che manda in angolo. Dal corner Russo per anticipare Ravalli sfiora il clamoroso autogol. Ancora angolo e ancora pericolo, questa volta è Orlando Conti che batte sul primo palo ma trova ancora un ottimo Di Dio sulla sua strada. Nella ripresa il Milazzo, strigliato da Perdicucci, prova ad invertire l'inerzia della partita. Al 13esimo punizione di Camarda che Gianni neutralizza. Al 26esimo è ancora il baby Gianni che mette i pugni sul tiro di Camarda. Occasionissima per il Modica 3 minuti più tardi. I padroni di casa vanno via in contropiede con Rosi, palla a Felicetti che crossa per Ocolie. Il tiro del nigeriano viene sventato con il piede da Di Dio. La partita si chiude con il Modica ancora pericoloso. Gugliotta è bravo a recuperare palla, non però nella scelta del compagno da servire, visto che preferisce Ravalli ad Ocolie, decisamente in posizione migliore. Il tiro del numero 9 finisce fuori. Come si diceva è comunque un buon punto che contribuirà a riportare un po' di tranquillità in casa Modica. Mercoledì ad Acireale nel recupero ci vorrà lo stesso cuore e la stessa grinta, visti oggi contro il Milazzo. Ecco, nel frattempo avete visto il nostro indirizzo email, mi è piaciuto il titolo, Anima e Cuore, perché dopo queste 2 ultime settimane il Modica, voglio dire, allora, è sceso in campo contro una terza e ha giocato una partita. Nelle ultime 2 settimane avrà fatto 2 o 3 allenamenti, fino a sabato sera i giocatori erano ognuno a casa propria, sono stati precettati domenica mattina come una partita tra amici a calcetto, si sono presentati allo stadio e devo dire, con molto senso della responsabilità, molto senso dell'attaccamento alla maglia, hanno giocato bene e hanno meritato il punto, anzi secondo me sta anche stretto perché abbiamo visto dalle immagini il Milazzo avrà tirato un paio di volte su punizione con Camarda e poi nulla. Una fotografia della crisi del calcio dilettantissimo, in particolare di questo girone d'eccellenza, è il fatto che il Milazzo ha 3 mesi di stipendio da prendere e fino all'ultimo rischiava di non venire a Modica. Quindi rischiavamo di trovarci una Juniores, quella del Modica, ad aspettare una squadra che non sarebbe mai arrivata. Che confusione. Io voglio sentire Renato Marletta in pochi istanti. Questa situazione non è tipo Parma, però voglio dire, tutte le società che soffrono, non è possibile. Renato, di qualcosa tu che sei insomma il rappresentante degli allenatori e poi sentiremo anche Massimo. Ha detto una brutta parola, perché non parlerei di stipendi a questi livelli. Si parla ormai di rimborso spese. Rimborso spese, perché se no la parola... Tu sai benissimo che la Serie D è contornata dai piccoli contrattini che vanno da 0 euro a un minimale di 7.500 euro. Mentre che ci stiamo prendendo in giro, purtroppo fidarsi delle promesse e delle strette di mano dei presidenti che qualche volta si bruciano. Per cui insomma il discorso dei rimborsi degli stipendi dei 3 mesi arretrati lasciano il tempo che trovano. Il problema maggiore è che nel tempo si è copiazzato tanto i professionisti. Tu ricordi che come me hai fatto qualche giorno di calcio ai tempi dei salesiani, che ci allenavamo 2 volte alla settimana e si giocava la domenica. È vero. Adesso copiazzare, si parla di rifinitura nei dilettanti, mi viene da ridere, rispetto per tutta la categoria degli allenatori, però bisognerebbe un attimino fermarsi, riflettere e soprattutto, visto che qua abbiamo tanti ragazzini, portare avanti la cultura del settore giovanile, di farli giocare nelle categorie importanti, perché poi sono le squadre importanti dei club, i professionisti che guardano con attenzione. Se un 98 gioca in eccellenza, ad esempio, non è un'eresia, ma è un'opportunità che diamo ai ragazzi. Purtroppo c'è da dire che tanti giovani, ventenni, si parla dei fuori quota, no? Ad esempio i 94 diventano improvvisamente adulti,
ma non c'è possibilità di spaziare per tutti, ci sono i campionati amatoriali, ci sono i campionati di categorie più basse. È vero, è vero. Perché io ho una mia teoria, a calcio deve giocare chi sa giocare a calcio. Perfetto, sono d'accordo. Massimo, una categoria, quella dell'eccellenza, che come ha detto bene Renato, è super valutata all'inizio di stagione da alcuni giocatori che ne prendono parte, no? Cioè hanno quell'idea di un quasi professionismo, ma poi professionismo non è. Effettivamente c'è un'esagerazione, quindi comunque la cultura deve cambiare secondo me, non so se sei d'accordo. Ma io lo spero, perché se no si arriva veramente alla frutta. Già diciamo che siamo sulla buona strada. Come diceva il direttore, rimborso spesa e basta, e nulla più. Non si può permettere o uno pretendere di magari poter mantenere una famiglia semplicemente se gioca in eccellenza. È vero. Credo che ormai queste categorie importanti sicuramente, però debbono servire solo ed esclusivamente a percepire questo cosiddetto rimborso spesa e non ad uno stipendio magari importante, perché la famiglia si porta avanti con un lavoro e non giocando in eccellenza. Mi piace questa cosa Massimo, lo sai, ne parliamo sempre spesso che c'è un'esagerazione, ma è prettamente molto siciliana, perché tutto questo non avviene nelle altre regioni. Allora siamo in chiusura per quanto riguarda il discorso di eccellenza, siccome devo congedare appunto sia Massimo che anche il mister Alessandro, io mi voglio legare ad Alessandro dicendo che questa iniziativa che riguarda una scuola calcio solo sui portieri è straordinaria, vi faccio i complimenti, ti faccio i complimenti perché penso che il progetto sia partito anche da te soprattutto, con la disponibilità indubbiamente della società. Da noi, è partito sì, dalla società. Da un'idea completa. Ma vuol dire che ci sono molti portieri, Massimo è stato un grandissimo portiere, voglio dire, l'Italia è sempre stata insomma patria di portieri importanti, però il ragazzino all'inizio giocare in porta è una sofferenza, non so se sei d'accordo. Hai detto una cosa giustissima, il problema è intercettare i ragazzini, diciamo a un'età un pochettino più tenera, sì. 8, 9, 10 anni, e far capire ai ragazzini che effettivamente il ruolo del portiere è un ruolo sì importantissimo, di molto... C'è l'idea sempre del giocatore che deve fare il gol e basta, esatto, no? Invece... Certo, quello che li deve non prendere. Esatto, noi cerchiamo di entusiasmarli, considera che noi abbiamo fatto uno stage a dicembre con una scuola calcio di Otranto, tra l'altro molto importante, crescere da numero 1 di Fabrizio Carafa, dove eravamo 27 ragazzini. Noi ogni settimana abbiamo ragazzi che salgono da Scicli, da Comiso, da Santa Croce. Ma altre società, genitori, attenzione, ma altre società partecipano, nel senso che alcuni tesserati di altre società, e questo è importante. Sì, assolutamente sì. Noi non tesseriamo, ovviamente. Noi abbiamo, è soltanto una scuola. Noi serviamo le altre scuole calcio. Ah, che bello, complimenti. Mi piace questa iniziativa che chiaramente sarà confermata anche alla prossima stagione. Assolutamente sì, se il Presidente decide, il Presidente penso che sarà d'accordo. Un'ultima cosa, fammi dire, a giugno ci sarà una bella, uno stage come quello che abbiamo fatto a dicembre, però lo faremo in ancora dobbiamo trovare una struttura dove poterlo fare, in cui staremo tutti per 3 giorni, per 4 giorni. Lanciamolo attraverso penalty questa possibilità. Non so dirvi ancora la data, ma bene o male la seconda settimana di giugno potrebbe essere una data probabile, in cui avremo anche degli ospiti importanti come Max Benassi. Quindi allora è importantissimo, complimenti. Grazie, e buon lavoro, perché anche per la prossima stagione, soprattutto a voi del New Team, insomma il lavoro non mancherà. Assolutamente. Voglio salutare Massimo Scrivano. Massimo, è interessante questa cosa della scuola calcio dei portieri, perché come ho detto poc'anzi tutti i bambini, e lì dietro insomma ne hai una rappresentanza della scuola calcio Real Catania, vogliono fare i gol, non vogliono mettersi in porta, perché prima c'era sempre questa cultura che il portiere non lo voleva fare nessuno, c'era sempre quello più sfigato che invece poi era costretto a mettersi i guanti da montagna, no? A suo tempo. Massimo. Assolutamente sì, devo fare veramente i complimenti a quella realtà che sono riusciti a creare gli amici di Ragusa. Io ho avuto la fortuna, diciamo, di fare questo ruolo, soddisfazioni, anche qualcosa in meno, però diciamo che è un ruolo abbastanza bello. A me piace le sfide. A volte il portiere magari è quello che si trova solo contro tutti, ma credo che da piccolo con gli insegnamenti giusti può diventare davvero qualcosa di importante
nell'economia di una squadra dove magari è lì l'ultimo baluardo che vede il campo a 360 gradi. È vero. Massimo, ti ringrazio per la tua partecipazione. Gli ultimi 30 secondi però devo dedicarli ad una domanda che potrebbe essere anche un po' piccante. Prossimo anno, insomma, la nascita del bimbo, della bimba viene messa da parte, si ritorna in campo, no? Sì. Diciamo che la panchina più importante sarà proprio quella della mia famiglia, dove certo. allenerò la mia compagna, il mio bimbo, la mia bimba. Benissimo. Quindi partiamo da questo presupposto e da qui diciamo che sarà un'annata fenomenale, forse la più importante della mia vita. Poi se dovesse arrivare, e ciò che spero, una chiamata di qualche squadra, sarò sicuramente ben lieto di accettarla. E noi te lo auguriamo perché sei un uomo spogliatoio, io ho avuto la fortuna di averti capitano di una Leonzio e so che sei un uomo spogliatoio e sei anche un allenatore importante per il gruppo che dirigi. Un in bocca al lupo a Massimo Scrivano, un in bocca al lupo anche a mister Alessandro D'Antoni della New Team Ragusa, tra poco verrà Casicci, il nostro inviato di penalty, però poi quando parleremo di prima categoria ci raggiungerà il direttore sportivo, figlio del presidente, raccomandato, no? Beh, diciamo, l'ha fatto da solo la raccomandazione. Sto scherzando, grazie Alessandro. Io congedo anche il nostro Peppe Aragona, come al solito puntualissimo, preciso nei suoi commenti. Grazie Ettore. Con te ci rivedremo la settimana prossima, che sarà una puntata dedicata alle donne anche. No, potrai vestirti normalmente. Sabina, settimana prossima puntata dedicata alle donne, stiamo preparando ospiti al femminile. Certo, atlete donne, giusto? Anche c'è il calcio femminile che sta andando molto bene qui in Sicilia. No, ma io volevo fare un plauso ai ragazzini che si trovano dietro Renato, sì? perché sono degli atleti, dei futuri atleti, certo. Quindi sono là tutti impettiti, tutti carini. Ed è un piacere perché crescere con la sportività dentro dà disciplina ed è una cosa non indifferente. E crescere anche con la pubblicità è fondamentale. Sicuramente andiamo in pubblicità, ma noi ci ritroveremo tra non molto sempre in studio.